Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family Salute e Benessere. E oggi nostra gradita ospite è l'avvocato Teresa Dennetta, che è coordinatrice dello sportello anti-mobbing di Udine. Buongiorno, grazie per essere qui. Buongiorno. Proprio nei giorni scorsi si è parlato un po', si è fatto il bilancio dell'attività dello sportello anti-mobbing e ci sono proprio tante sorprese. Uno non si potrebbe immaginare, no, che cosa si nasconda nelle famiglie, sui posti di lavoro, le problematiche che riguardano non solo le donne ma anche gli uomini. Quindi emerge un quadro che è un po' preoccupante. Sicuramente è bene che emerga un quadro, innanzitutto, sì, perché il disagio lavorativo effettivamente esiste e deve essere affrontato. Anzi, un suggerimento che si dà molto spesso è: chiedete aiuto non appena vi siano delle situazioni che non sono l'ordinario, non sono la normale conflittualità che può esserci tra colleghi, col datore di lavoro. Prima si chiede aiuto e più c'è possibilità anche di risolvere la problematica fermandola. E quindi è importante avere un primo approccio, avere il coraggio, perché tanto tutto rimane anonimo, no? In forma anonima, non costa nulla rivolgersi allo sportello antimobbing, nessuno viene a sapere, non si paga nulla. Ecco, questo è un aspetto. E lì si può andare tranquillamente e si possono esporre i propri problemi, le proprie sensazioni. Poi sta a voi valutare se è il caso di approfondire e di procedere in un modo piuttosto che in un altro. Sì, avrei piacere a spiegare che cosa si fa all'interno del punto di ascolto, così spieghiamo anche ai telespettatori. Una persona chiede aiuto, telefona, scrive una mail, viene contattata da un'operatrice che ascolta la storia e fissa appuntamento con i professionisti. Chi sono questi professionisti? C'è l'avvocato, c'è lo psicologo, c'è il medico del lavoro. Queste figure professionali insieme formano un'equipe che analizzano la storia. Naturalmente la storia è una storia personale, quindi la persona può decidere di rimanere in anonimato, recarsi al punto di ascolto e chiedere aiuto senza dire nessun dato suo personale, oppure la persona decide di poter individuare anche il luogo di lavoro. Perché questo è importante? Perché magari noi abbiamo una storicità su quel posto di lavoro e quindi è importante far comprendere alle persone che quando c'è un disagio lavorativo va immediatamente chiesto aiuto, è esplicitata la problematica e insieme si costruiscono delle strategie. Nulla verrà fatto senza l'autorizzazione della persona. Voi avete ascoltato nel 2021 oltre 400 persone, poi avete risolto, perché effettivamente c'era la necessità di affrontare direttamente oltre 150 persone, 152 persone. E quindi già lì si capisce, no, che lavoro c'è alla base, perché arrivare a distinguere quelli che effettivamente hanno la necessità di essere seguiti e gli altri invece magari avevano solamente delle sensazioni oppure si sono sistemate le questioni senza dover procedere in alcun modo. Noi siamo contenti che nei casi che abbiamo seguito non ci sono state delle conseguenze, perché le conseguenze che noi affrontiamo può essere la dimissione, il licenziamento, anche l'infortunio sul lavoro. Invece 139 casi di questi 152 si sono conclusi positivamente. Quindi che cosa vuol dire positivamente? Che la persona è rimasta sul posto di lavoro, ha proseguito la sua attività e il suo benessere è cresciuto, proprio mettendo delle strategie in atto che vengono costruite sui fatti che la persona ci riporta. Con degli strumenti, anche perché dobbiamo pensare che il mobbing è difficilissimo da provare e non tutti i casi di vessazione sono mobbing, per fortuna. Quindi la cosa più importante che mi sento di dire alle persone è di non vergognarsi e di chiedere aiuto e poi insieme costruiamo il futuro. L'importanza anche del medico, il medico di base.
può è molto aiutare, importante. perché dovrebbe effettivamente ascoltare il disagio, a parte che in questi momenti adesso sappiamo che problematiche ci sono, ma abitualmente dovrebbe ascoltare, sentire, consigliare. Il medico di base è la prima persona che normalmente ha un approccio al disagio, perché quando una persona sta male va dal medico e riferisce di stare male e chiede magari malattia. Allora è molto importante veicolare attraverso il medico l'esistenza proprio dei punti di ascolto, che sono uno strumento regionale, non dimentichiamocelo, gratuito, e quindi il medico di base deve indirizzare queste persone ad un approccio corretto. Sicuramente non dobbiamo suggerire al lavoratore vessato di lasciare il posto di lavoro, dobbiamo suggerire al lavoratore vessato insieme troviamo una soluzione, perché dobbiamo operare un mutamento culturale, cioè ognuno di noi ha diritto di lavorare e ha diritto di lavorare in un posto adeguato. Nel benessere lavorativo fa parte della nostra vita e noi, una parte della nostra vita è sicuramente anche l'ambiente di lavoro. Certo, quindi se vive in un ambiente sereno anche rende meglio, anche la produttività, certamente. Dal punto di vista della produttività uno si sente sereno, si sente tranquillo, se uno chiaramente ha voglia di lavorare, sì, logicamente. Diciamo che questo approccio è anche il nuovo orientamento della Cassazione, perché parla di posto di lavoro sostenibile, il che vuol dire che l'ambiente di lavoro deve essere un ambiente adeguato per il benessere psicofisico del lavoratore. Quindi in caso di disagio sicuramente va analizzata tutta la parte relativa alla conflittualità, ma vi assicuro che la situazione di pandemia ha creato disagi amplificandoli, perché anche questo controllo continuo, no, che abbiamo, lava le mani, metti la mascherina, togli la mascherina, disinfettati, tutti i nostri punti di riferimento sono saltati. Vogliamo solo pensare che oggi non so, ci sono 3 assenti per esempio e si deve riorganizzare tutta l'attività lavorativa, cioè ci sono delle situazioni che effettivamente hanno amplificato le criticità che magari erano già presenti sul posto di lavoro. Senta, per quanto riguarda l'identikit della persona che appunto subisce più facilmente mobbing, abbiamo detto persone che hanno già compiuto i 50 anni, quindi questa è la fascia. Donne nella maggior parte dei casi. Sì. Donne che tra l'altro, oltre a dover seguire la famiglia, hanno magari persone anziane e quindi risentono anche sul posto di lavoro, magari hanno bisogno di avere quell'ora in più di libertà. Sicuramente le persone, l'identikit che esce dai nostri studi statistici è complessa la situazione per le persone da 50 anni su. Prima di tutto perché anche l'offerta lavorativa diminuisce col crescere dell'età, perché oggi i datori di lavoro cercano belle persone giovani con grande esperienza che è una cosa irrealizzabile sicuramente. Però la persona di 50 anni può avere sicuramente è più vessata perché ha anche un contratto che è più tutelato, cioè la persona che ha un contratto vecchio ha maggiori tutele di una persona che viene assunta oggi. Quindi è più facilmente bersaglio, anche perché magari fa richieste di astensione lavorativa per qualche ora per seguire i genitori, magari ha la 104 per assistere qualcuno, quindi sicuramente è penalizzata, la donna risulta ancora una volta penalizzata. E poi è emerso... No, è emerso anche questo aspetto, anche questa problematica, molestie sessuali. Purtroppo... Molestie sessuali sul posto di lavoro. Purtroppo rileviamo... Ma secondo lei è perché adesso uno ha più coraggio di denunciare la situazione o effettivamente la problematica sta peggiorando? Sicuramente questo è quello? Sicuramente è a metà la strada, cioè io penso che ci siano sempre state e che la gente forse oggi si rende conto che quelle
sono situazioni che non devono essere sopportate e quindi magari prende più coraggio perché c'è un mutamento anche culturale di denuncia. Pensiamo già a quello che succede nella violenza privata endofamiliare, no? Tante donne oggi hanno più coraggio nel chiedere aiuto e nel denunciare il proprio partner, perché c'è anche una rete maggiore di collaborazione. Anche lo stesso mutamento culturale, chi subisce queste attività sicuramente prima veniva percepito quasi te la sei voluta, te la sei cercata, oggi invece si ha un rispetto diverso, no? In caso di violenza. Ecco, e qui lo sportello anti-mobbing come sta operando? Perché se vengono a segnalare appunto questi aspetti da voi... Noi aiutiamo le persone e le sosteniamo affinché facciano denuncia, abbiamo anche altre figure di riferimento, la consigliera di parità di Aravasta per tutto quello che è in tema di discriminazione, la rete con i sindacati e anche con i medici di base. Il messaggio su questo deve essere fermo: chi subisce molestie sessuali non può rimanere nel posto di lavoro e deve tutelarsi. Bene, siamo giunti al termine di questo appuntamento con la rubrica Family Salute e Benessere. Non posso fare altro che ringraziare l'avvocato Teresa Dennetta e ringraziare i nostri amici telespettatori. Appuntamento con la rubrica Family Salute e Benessere martedì sempre alla stessa ora. Arrivederci.